Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sono le 12 in punto, siamo pronti a darvi tutte le notizie da tutte le province del Veneto e più in generale dal nord-est, tanta cronaca nera. Partiamo da abusi che sarebbero stati fatti da una insegnante di sostegno ai danni di un bambino autistico, è successo a Padova, vediamo. Sono state le immagini delle telecamere installate dopo la denuncia di un papà di incastrare un'insegnante di sostegno accusata di aver maltrattato un bambino di 9 anni affetto da autismo e che lei seguiva a scuola. I fatti sono avvenuti in un istituto comprensivo della Bassa Padovana all'inizio dell'anno scolastico e sarebbero durati fino a dicembre, quando la procura ha iniziato ad indagare. Il genitore si era rivolto ai carabinieri dopo aver notato nel figlio atteggiamenti di paura e frustrazione quando nominava l'insegnante. Il bimbo si schiaffeggiava il volto, un malessere profondo rilevato e confermato anche dal team di neuropsicologi e psicologi che seguono il bambino nel suo percorso. Nel tempo i carabinieri avrebbero raccolto numerose prove, ascoltando anche la dirigente scolastica, gli altri docenti e i collaboratori scolastici, ma decisive sono state le telecamere che avrebbero ripreso spintoni e dispetti continui messi in atto dall'insegnante di sostegno, che spesso lasciava il bambino solo per ore in un'aula. In un'occasione non è intervenuta mentre il piccolo si stava mordendo il braccio, da qui la decisione del giudice di rinviare a giudizio la donna accusata di maltrattamenti. Al momento l'insegnante non è stata però sottoposta ad alcuna misura cautelare. Non ci sono dichiarazioni da parte del provveditore agli studi, non si sa ancora se l'insegnante sia stata allontanata dalla scuola o se nei suoi riguardi sia stato emesso qualche provvedimento di sospensione. E sempre per quanto riguarda casi di violenza nella vicenda della scuola di Rovigo, vediamo il titolo di Repubblica, la maestra di Rovigo che dice, l'insegnante dice: mi hanno sparato in aula e sembra colpa mia, la preside mi ha tolto 3 classi. Ricorderete anche la polemica con i genitori dei ragazzi, i ragazzi che non avevano chiesto scusa, e quindi è una vicenda che continua ad andare avanti. E purtroppo ci sono ancora le violenze che registriamo nelle case, nelle abitazioni private, 2 coniugi aggrediti e rapinati in una villa a Verona. Servizio. Costole e mandibole fratturate e il pensiero costante che quell'ora di violenza inaudita poteva costare loro la vita. Mentre Daniele Bellorio, 74 anni, e la moglie 68enne Mariella restano ricoverati in ospedale, i carabinieri sono a caccia dei banditi che hanno assaltato la villa dell'imprenditore del marmo di Mezzane, alle porte di Verona. 2, passamontagna in volto, frasi in inglese ma accento dell'est. Potrebbero aver lasciato qualche traccia importante dentro l'abitazione dove la mattina di 2 giorni fa hanno sorpreso la 68enne mentre aveva appena aperto le finestre. Pugno in volto, la donna sviene, la trascinano in camera dove si trova il marito e cominciano a picchiare selvaggiamente anche lui. È un imprenditore, deve avere tanti soldi in casa, pensano, ma non è così. E allora, di fronte alle spiegazioni disperate e alle suppliche dei 2 coniugi, la loro furia sale. Legano gli anziani e continuano a picchiarli. Un'ora da incubo, prima della fuga con 4.000 euro e qualche gioiello. A trovarli poco dopo la domestica che fa scattare l'allarme. Avevano gli occhi fuori dalle orbite, pensavamo di morire, ha raccontato poi la donna in ospedale. La caccia alle belve è aperta. E bisogna sempre fare molta attenzione, questo vale soprattutto per gli anziani, ai truffatori. Addirittura certe volte le truffe possono trasformarsi in una rapina in casa, come è accaduto ad una 84enne di Ogliano di Conegliano. Se riconoscete l'uomo nella fotografia che è stata divulgata, la nostra preghiera è quella di contattarci e spiegarci quello che vi è successo. Il sospetto dei carabinieri è che le vittime siano più di una, modus operandi probabilmente collaudato, target gli anziani. Come l'84enne vittima dell'episodio che ha fatto nascere l'indagine. Mirko Levac, 35enne di Vedelago, si è presentato come un carabiniere in borghese per poi truffare e rapinare un'anziana di Conegliano, strappandole dal polso un Rolex da 10.000 euro per poi ferirla a un braccio. È martedì pomeriggio quando in via Marco Ra, Ogliano, l'uomo bussa alla porta di casa della signora Anna, spacciandosi per un agente delle forze dell'ordine. Tutto studiato a tavolino. Prima del suo arrivo, infatti, squilla il telefono di casa della signora Anna. Dall'altra parte della cornetta una donna che finge di essere sua nipote.
Questa tecnica che viene utilizzata prevede una telefonata all'anziana sul telefono fisso dell'abitazione in cui una persona si spaccia, una donna in questo caso, per la nipote, parlando in dialetto veneto, quindi c'è un approccio immediatamente familiare con la vittima, annunciandole di essere stato coinvolto in un gravissimo sinistro stradale, in ragione del quale, a titolo risarcitorio di presunta cauzione, deve versare gioielli o denaro contante. Dopo la telefonata, l'anziana preoccupata apre immediatamente il cancello al presunto carabiniere. Il malvivente percepisce la perplessità di Anna e allora la afferra bruscamente a un braccio, strappandole l'orologio dal polso per poi correre verso l'auto. Ma ad attenderlo i carabinieri di Castelfranco Veneto, che ormai lo seguivano da giorni. Qualche giorno che lo seguivamo nei suoi spostamenti e, come dicevo, lui si portava nelle vicinanze delle abitazioni parlando al telefono. Questo ci fa presumere che avesse un contatto con qualche complice, ma fortunatamente nei giorni precedenti non è andato a buon fine nessun intendimento delittuoso, ma soltanto nell'episodio di martedì 31 gennaio a Conegliano si è assistito alla materiale perpetrazione di un reato che è poi sfociato in una rapina aggravata con lesioni personali alla vittima. 5 giorni di prognosi per l'84enne per escoriazioni al braccio sinistro. Arrestato invece dai carabinieri di Castelfranco l'incensurato Mirko Levac, ora agli arresti domiciliari, un volto che secondo i militari potrebbe essere riconosciuto da altre vittime. Probabilmente ha colpito altre volte, mi pare giusto, i carabinieri che hanno acciuffato il finto carabiniere, non potevano che essere loro la benemerita. E sono traumi incancellabili quelli di truffe e poi di rapine aggravate. Sentiamo cosa ci ha detto il figlio della vittima, Francesco. Ricorda a sprazzi la cosa, ma ne ha comunque un ricordo abbastanza presente, anche se vago. È ancora molto scossa la signora Anna e allo shock si aggiunge anche l'imbarazzo e la vergogna per essere caduta in trappola. Quella telefonata della finta nipote ha fatto probabilmente cadere le sue certezze. A raccontarlo al telefono il figlio della pensionata, Francesco. Mia nipote è la figlia di mio fratello, che fra l'altro abitano a Roma. Non lo so come abbiano fatto a individuare, o se sapessero questa cosa, ma mi pare molto strano, perché spesso mia nipote quando viene su alloggia lì da lei e gira con la sua auto, con l'auto di mia mamma intendo. Per cui diciamo che c'è stata una coincidenza che ha aggiunto verosimiglianza alla cosa. Il fatto che mia nipote fosse in giro con la sua macchina più a Conegliano poteva anche essere, diciamo, in teoria, in pratica non era, infatti poi a freddo ha detto come cavolo ho fatto a credere a una cosa del genere, insomma. E sulla foto resa nota dai carabinieri dell'incensurato Mirko Levac come appello di denuncia ai cittadini, il figlio dell'anziana commenta così. Certo che fa bene a mettere in giro la foto di questa persona qua. Credo che sia opportuno denunciare persone del genere, non vedo perché. D'altronde se non lo facessimo si correrebbe rischio che il giorno dopo siamo in giro ancora. Insomma, bisogna sempre stare allerta anche con i ladri seriali delle aree di servizio, incastrati sempre dai carabinieri, una decina i furti contestati. Vediamo. Tabaccherie, aree di servizio, bar, erano questi i bersagli preferiti dalla banda di 3 predoni fermati dai carabinieri di Mestrino. Si tratta di 3 operai, un 24enne russo, un 25enne di Vicenza, residenti a Piazzola sul Brenta, e un 31enne vicentino residente a Grisignano di Zocco. Le indagini erano partite a settembre dello scorso anno dopo un furto nella tabaccheria di Mestrino. Nel solo mese di ottobre poi si sono susseguiti numerosi colpi tra l'Alta Padovana e la provincia di Vicenza. Il primo in un bar di un'area di servizio di Grantorto, dove sono stati rubati biglietti gratta e vinci per un bottino di 2.700 euro. Poi 2 tentati colpi alle colonnine self-service a Cultarolo e Grantorto. La banda aveva colpito anche a Veggiano e Limera in 2 aree di lavaggio self-service. Nel frattempo a Castagnaro, in provincia di Vicenza, avevano rubato targhe di auto. Anche a novembre non si sono mai fermati, rubando in un'area di servizio a San Martino di Lupari, in una colonnina self-service a Cultarolo e in un bar di un impianto di pesca sportiva a Camisano Vicentino. Seguendo le loro tracce, i carabinieri sono riusciti a intercettare la banda a Grisignano di Zocco, trovando nel loro bagagliaio attrezzi per lo scasso e un bottino da 15.000 euro. Nelle abitazioni dei 3 operai, i militari hanno trovato anche carte prepagate di carburante
insegnante ritenute provento di furto. Stanno facendo molto discutere le parole della stella del volley mondiale, la padovana Paola Egonu, che vediamo in questa immagine, che sta per debuttare come co-conduttrice al Festival di Sanremo e in un'intervista a Vanity Fair torna a parlare di razzismo. Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, ha detto, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora, lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri. Vale la pena dunque far nascere un bambino e condannarlo all'infelicità? Già nel recente passato Egonu aveva dichiarato di voler lasciare la nazionale per il problema razzismo, decisione sulla quale poi è tornata indietro. E vorrei aggiungere però che Paola Egonu, che avrà sicuramente avuto dei problemi come tutte le persone che incontrano gente intollerante e incivile, però ha avuto una vita in questo paese fortemente positiva, no? Ha avuto una carriera sportiva, è una donna che è arrivata a raggiungere obiettivi straordinari, tra questi anche quelli nel mondo della televisione con la partecipazione a Sanremo, quindi il bilancio della sua vita è molto positivo e quindi un figlio non si vede perché debba essere già predestinato a subire dei torti e delle brutte insinuazioni. Vediamo il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che da qualche giorno è sotto scorta per il caso Cospito, sarà a Bassano del Grappa, mi pare lunedì, e vediamo cosa ha detto oggi, anzi ieri, scusate, ieri durante una visita in carcere a Padova. Vediamo. Preferisco non parlare, io sono abituato a lavorare guardando il sodo delle questioni, non mi piacciono le polemiche, io credo che invece noi dobbiamo concentrarci su quella che è la reale dimensione del tema. C'è uno Stato che deve agire e reagire anche di fronte a condotte violenti. È ufficialmente sotto scorta. Il primo commento a questa notizia il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari lo fa dalla sua città, Padova, dove ha visitato il carcere Due Palazzi. Proprio la sua delega al trattamento dei detenuti ha fatto propendere per affidare la scorta al politico del Carroccio in relazione alle polemiche sulla battaglia del terrorista anarchico Alfredo Cospito contro il carcere duro e l'ergastolo stativo. Io credo che invece noi dobbiamo parlare semmai, di chi è Cospito, di cosa ha fatto, del perché si trova in quella condizione e quindi stabilire se è ancora utile 41 bis, cosa che io ritengo assolutamente indispensabile, e se dobbiamo combattere la violenza e come. Io penso che la violenza debba essere combattuta con fermezza. Anche a Padova, come in tante altre città italiane, sono apparse scritte a sostegno di Cospito e contro il 41 bis. Le ultime solo la scorsa settimana in via Zabarella vicino alla targa che ricorda l'uccisione di Mazzola e Giralucci da parte delle BR. Da un paio di giorni a Ostellari è stata assegnata dunque l'auto blindata. Poi parleremo ancora del sottosegretario Ostellari che sarà lunedì a Bassano del Grappa perché riapre il tribunale. Intanto sentiamo cosa ha detto una delle protagoniste di questa vicenda, questo scontro violentissimo tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia sul caso Cospito dopo le dichiarazioni del deputato di Fratelli d'Italia Donzelli. Sentiamo cosa ha detto a Ferdinando Avarino a Ring a Trieste. Siccome questo è un carcere nato per il 41 bis, è uno dei più, tra virgolette, nuovi ed è fatto a compound, cioè ci sono 4 settori con 4 celle ciascuno e in queste 4 celle ci sono, in ognuna di queste 4 celle, i detenuti al 41 bis. Quando lei arriva lì, purtroppo i colleghi parlano di cose che non sanno perché altrimenti sarebbe molto semplice, è come quando io vengo qui da lei, c'è un unico corridoio, tutti i suoi colleghi si affacciano su tutte le porte che stanno su quel corridoio, inevitabilmente se lei sta nel corridoio vede e parla con tutti. Esattamente quello che accade in quel carcere, in quel compound.
4 celle, 4 detenuti al 41 bis, tu vai per parlare con uno, loro si affacciano, parli con tutti. Uno degli articoli di oggi pubblicati dal Fatto Quotidiano, di cui tanto si parla: Cospito ai deputati PD, dovete parlare coi boss, no? Guardi che le dico esattamente come è andato, perché non c'è nulla da nascondere. Siamo qua, 4 celle, io sono andata sulla terza cella, Verini è andato sulla quarta cella, Orlando stava sulla prima dove c'era Cospito. Cospito ha detto: vorrei che parlaste anche con gli altri, parlate anche con gli altri, e noi stavamo già parlando con gli altri, tant'è che Orlando gli ha detto: guardi che noi non siamo qui per parlare con lei, siamo qui per vedere le sue condizioni di salute. Andiamo a quello che è successo in aula, perché in aula è successo un fatto gravissimo. Abbiamo un onorevole che si chiama Donzelli, che non è un signore qualunque, perché è il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia ed ha anche un altro ruolo molto importante, è il vicepresidente del Comitato per la Sicurezza Nazionale, cioè di uno che non deve parlare con nessuno di quello che accade al Copasir, non deve dire a nessuno di quelli che incontra al Copasir. Bene, questo signore, contro il Partito Democratico, il controllo dei servizi segreti. Esatto, ha utilizzato delle informazioni che sono assolutamente riservate. A un certo punto la Presidente Meloni dovrà decidere tra Del Mastro delle Vedove, Donzelli e Nordio. È insomma una vicenda che porterà anche a querele, perché Donzelli, diceva adesso la Saracchiani, avrebbe avuto da Del Mastro, che tra l'altro vive nel suo stesso appartamento, informazioni riservate che per il ministro Nordio comunque non sarebbero riservate, secondo le quali appunto il Costipo avrebbe non soltanto invitato i parlamentari del PD ad andare a parlare con altri detenuti, ma li avrebbe istigati a fare una battaglia contro il 41 bis. Passiamo all'autonomia. È stata una giornata storica l'altro giorno, con l'autonomia che è andata in Consiglio dei Ministri, il disegno di legge Calderoli. Vediamo come commenta questa svolta Zabeo della CGA di Mestre. Vediamo. Questa riforma deve coniugare efficienza, solidarietà e responsabilità. Non deve togliere nulla a nessuno, tantomeno alle regioni del sud, ma dovrà consentire a chi ne farà richiesta di gestire a minor costo per la collettività una funzione attualmente erogata dallo Stato centrale, avvicinando i centri di spesa ai cittadini nel rispetto del principio vedo, pago e voto. Solo così nel prossimo futuro potremo avere uno Stato più efficiente. E questo era il dottor Zabeo della CGA di Mestre. Ci colleghiamo con Treviso adesso, dove Cristian Arbotta è in compagnia di Nicolò Rocco, che è il candidato sindaco di Azione. A te la linea. Buongiorno direttore, candidato sindaco del terzo polo da pochissimi minuti, perché lo ha ufficializzato davvero poco fa in un luogo simbolo della trevigianità. Nicolò Rocco, quindi ha sciolto ogni riserva, sfiderà Mario Conte e Giorgio De Nardi in particolare. Qual è così l'emozione in questo momento? In questo momento c'è veramente tanta emozione. Un mese fa i coordinatori del terzo polo mi hanno chiesto la disponibilità a candidarmi sindaco. Quando la notizia è uscita si è creato un movimento di amici, persone, cittadini e soprattutto tanti giovani. Io ci ho pensato molto, ma ho capito di non essere solo e quindi con grande umiltà, emozione e entusiasmo mi candido a sindaco di Treviso. Ecco, a supporto di Rocco due liste, una lista del terzo polo, quindi prevalentemente politica, con esperti, uomini di esperienza amministratori e una lista più giovane, con volti nuovi della politica, nuovi ma non dei parvenu. Assolutamente, io credo molto nei giovani in politica, ma non credo nel giovanilismo. A tutti i candidati chiederò di fare un corso di formazione politica e amministrativa. Tradotto, non ci si candida se non si conosce Tina Anselmi, perché non c'è futuro senza radici. Non ci si candida se non si conosce come è fatto il bilancio di un consiglio comunale, come sono fatti i quartieri. E poi chiederò anche un curriculum legato al mondo del volontariato. Va bene avere dei bravi professionisti, va bene avere delle persone che hanno studiato e che hanno delle competenze importanti, ma se non si è mai servito a una festa patronale o non si è mai fatto un'ora di volontariato in un'associazione, non si riuscirà mai a cogliere quel patrimonio intangibile
visibile che rende bellissimo il lavoro dell'amministrare. Non solo, direttore, poco fa Rocco ha detto anche una cosa molto particolare, incontrerà gli ultimi 5 sindaci della città di Treviso, quindi anche Gentilini per esempio, Gobbo. Sì, qualcuno magari potrà storcere il naso, ma io voglio incontrare gli ultimi 5 sindaci della città di Treviso perché penso che ci sia una buona continuità amministrativa nella nostra città. Noi dobbiamo sempre guardare la nostra città anche con gli occhi di chi la guarda e chi si rende conto che c'è una tradizione di buona amministrazione. E io mi candido perché sono convinto che le persone che vogliono essere un valore aggiunto in politica non si presentino per insegnare qualcosa agli altri, ma si presentino con la capacità e l'umiltà di imparare ogni giorno qualcosa dalle persone che incontrano. Ecco, campagna elettorale che è iniziata all'insegna del fair play, direttore. Era presente anche Giorgio De Nardi, lo sfidante del centro-sinistra che abbiamo intervistato questa sera. Sentirete le parole di De Nardi. Vi siete stretti la mano, ma lei, Rocco, ha detto il mio vero sfidante è Mario Conte. Sì, io ringrazio Mario Conte per aver detto che io sarò il suo vero sfidante, lo ringrazio, e anche per me lo sfidante principale sarà Mario Conte, che è un sindaco che comunque io rispetto, che sono convinto abbia fatto bene su alcuni temi importanti come l'allacciamento della rete fognaria. È stato un sindaco molto presente, ma con entusiasmo e qualche idea innovativa voglio sfidarlo su una visione di Treviso dei prossimi 30 anni. Mi ha fatto piacere la presenza di De Nardi. L'ho invitato a bere qualcosa. Io sono convinto che Giorgio De Nardi sia un bravissimo imprenditore e che con coraggio si sia messo a disposizione del Partito Democratico, e gli auguro una bella campagna, e sono sicuro che la cosa importante è che nessuna idea per la nostra città vada persa. Veniamo dalla pandemia, vediamo da una fase di fragilità e solitudini, nessuna buona idea per la nostra città può essere persa. A chi dice che fate il gioco della destra, nei giorni scorsi mi pare anche Tonella del Partito Democratico di Treviso. Ma dire fare il gioco della destra vuol dire aggrapparsi a degli schemi vecchi. Io voglio soltanto fare il gioco dei cittadini, dei tanti ragazzi che vogliono tornare a vivere in questa città, delle persone che con la pandemia sono rimaste sole. Questo è il gioco che voglio fare io. Ultimi 20 secondi, Rocco, lei ha parlato appunto di solitudine e inquinamento come le due priorità per la sua eventuale amministrazione. Assolutamente, io avrò degli avversari in questa campagna elettorale, ma non saranno dei nemici, perché i nemici comuni sono l'inquinamento, non solo da polveri sottili, anche l'inquinamento delle acque, l'inquinamento acustico, e la seconda priorità sarà la lotta alle solitudini che la pandemia ha lasciato. Pensiamo a tutta la fascia dei ragazzi che sono in età scolare, a loro non parla nessuno, io voglio parlare molto a loro. Forse questa cosa non porterà voti, ma un bravo politico non fa politica sui sondaggi, ma fa di tutto per cambiarli. Calenda, Renzi li ha sentiti? Sì, li ho sentiti, mi fanno un in bocca al lupo, ma devo dire che con grande rispetto rispetteranno le mie scelte, saranno presenti se glielo chiederò, ma loro credono molto che dai territori nascono le vere risposte per l'esigenza dei cittadini. Rocco, grazie mille. Direttore, se non hai domande, con Lucio Zanato per la parte tecnica, dalla loggia dei 300 ti restituisco la linea. Grazie molte, in bocca al lupo a Nicolò Rocco. Restiamo a Treviso, vediamo un titolo della Tribuna che è stato appena pubblicato. Gli amici di Mosca, soldi a politici veneti che sostengono le mosse di Putin. L'inchiesta di un consorzio investigativo indipendente setaccia migliaia di mail e coinvolge Valdegamberi e Tosato. La replica: solo rimborsi spese. Se ne parlerà molto, credo, e bisognerà approfondire, di capire davvero di cosa si possa trattare. Torniamo all'autonomia. Ieri il ministro per le riforme Roberto Calderoli era a Vicenza, ovviamente tutti i giornalisti lo hanno assediato per sapere come è andata e soprattutto che cosa succederà d'ora in poi. Vediamo. Giornata storica ieri. È un bel riconoscimento soprattutto nei confronti del 98,1% che nel 2017 in Veneto ha votato sì all'autonomia, quindi vista la percentuale l'hanno votato anche persone che non hanno votato la Lega, quindi trasversalmente tutti i partiti. E chi dice che l'Italia viene spezzata a metà? 2 mesi che continuo a chiedere dove sia l'articolo, il comma o dove c'è scritto qualcosa del genere. Oggi ho letto anche Maiorino che dice che toglieremo soldi al comune, ma probabilmente l'autonomia farà perdere i capelli, rende impotenti, non lo so dove trovano queste cose, ma ne sparano di tutti i colori.
Istruzione e sanità e le materie che possono essere oggetto di evoluzioni non sono state definite da questo progetto di legge, ma sono il contenuto della Costituzione riformata dalla sinistra nel 2001, quindi noi prendiamo quello che è il contenuto della Costituzione. Di alcune figure storiche della Lega qui, Manuela Dallago, Paolo Franco, hanno detto che non è neanche quello che lei avrebbe voluto questo disegno, perché non è autonomia vera questa. Io credo che non lo abbiano neppure letto. Io so che se il Fatto piuttosto che altri o lo Svimez dicono che è tutto sbagliato, vuol dire che probabilmente è tutto giusto. Quali sono i prossimi step, Ministro? Quando verrà riunita la cabina di regia? Avete già un calendario? Guardi, ho proprio predisposto oggi le lettere riferite a tutti i ministeri, a UPI, ANCI e i vari soggetti che vi parteciperanno. Quindi io credo che proprio a brevissimo, oggi stiamo facendo una cernita, una raccolta di quelle che sono tutte le funzioni legislative e amministrative svolte dallo Stato e svolte dalle regioni. Dopodiché la cabina di regia inizierà a lavorarle. Quando verrà convocata la conferenza unificata, che è un altro passaggio importante? È già stata fissata per la metà, c'è un calendario semestrale, quindi attendiamo che ci sia la data a metà di febbraio dove verrà portata la bozza preliminare, approvazione di preliminare, perché poi si passi all'approvazione definitiva, alla trasmissione alle Camere. Ci sarà anche un comitato di figure, di tecnici, di esperti, professionisti di alto livello. Ha già individuato delle figure? Si è fatto un'idea di quanti dovranno essere, come dovrà composto e come dovrà operare? Le persone sono state già individuate, ho già ricevuto la loro disponibilità. Siamo oltre i 50 e veramente abbiamo il top del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e dei professori di economia. Ci può dire qualche nome, magari di qualche veneto che ha già collaborato anche con il presidente Zaia, che aveva costruito una squadra di altissimo profilo per l'autonomia? Me ne viene in mente uno che ho proprio sentito stamattina, non giovanissimo. Ministro, a chi dice che questo è solo uno spot elettorale per le regionali in Lombardia? Guardi, per me allora questo spot è iniziato nel 90, nel momento in cui sono entrato per la prima volta in consiglio comunale. È uno spot il fatto di essere nipote di un nonno che ha fondato nel 1950 il movimento autonomista bergamasco con cui veniva eletto in consiglio comunale. Quindi se premeditazione c'è, addirittura parte dal 50. Ministro Calderoli, ieri a Vicenza una notizia che riguarda la nomina di 5 alfieri del Veneto da parte della Presidente della Repubblica. Sono persone che hanno dato il meglio di sé aiutando il prossimo in vari modi. Maddalena Darozze di Sedico, Diletta Lago di Cittadella, Giulia Martinello di San Pietro in Gu, Ettore Pradi Monteforte d'Alpone, Tommaso Zotti di Campo San Martino, e a loro vanno i complimenti del Presidente del Veneto Luca Zaia. In pubblicità e poi torniamo di nuovo qui a Focus TG in diretta. Di nuovo in diretta con Focus TG, vedete autonomia 1931 giorni dal referendum. Abbiamo modificato così il nostro counter, andremo avanti fino alla fine del percorso che si annuncia molto lungo e irto di ostacoli, perché si andrà dalla definizione dei LEP con 18 passaggi, 18 verifiche fino al voto finale del Parlamento. Avete sentito anche prima Roberto Calderoli annunciare la composizione di un comitato di 50 saggi, forse sono un po' troppi, ma insomma è bene che la materia sia sviscerata in tutto e per tutto. Tra questi ci sarà anche il professor Bertolissi, il professor Bertolissi, che abbiamo sentito tante volte, un illustre costituzionalista, è stato intervistato ieri da Francesco Rattai. Sentiamo. Anche se siamo al punto di partenza, ma è ormai scoccato il colpo di pistola che ha dato il via alla corsa. Prima di allora eravamo veramente ai posti di blocco. Non nasconde la soddisfazione il professor Mario Bertolissi, costituzionalista, per l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL sull'autonomia differenziata.
Un percorso che, nonostante il tema sia presente da anni nel dibattito politico, è ora ad un nuovo inizio. Il lavoro fatto negli anni, però, non è sprecato. Prima, fino adesso, c'era una serie spari e dopo si tornava ai posti di blocco perché c'era falsa partenza. Adesso, posso dirlo come testimone, è una vera partenza. Adesso si tratta di far tesoro di tutto quello che è stato fatto finora, ivi compresa l'esperienza fatta in un negoziato nella prima fase con gli apparati centrali, che paradossalmente, sotto molti profili, facilitano, perché se lei si trova di fronte presso i ministeri persone concrete, e ci sono ingegneri, esperti di economia, medici, ci metta tutto quello che vuole, lei vede che lì la macchina comincia ad andare avanti. La cultura giuridica veneta nello Stato centrale non è mai stata riconosciuta. Le vicende della Repubblica di Venezia, con la sua grandezza istituzionale, non è mai stata studiata, mentre l'hanno studiata i costituenti di Filadelfia, e cioè gli americani. Il professor Bertolissi, già membro della delegazione trattante per l'autonomia differenziata della Regione Veneto, non ha dubbi sulla tenuta della coesione nazionale. Penso che sia una grande occasione, l'ho sempre scritto tra l'altro e detto, per il Paese. Se a Roma adesso, per caso, troviamo interlocutori di questo genere, è la volta che si riesce a combinare qualche cosa nell'interesse del Veneto, ma questo è il meno, è il risultato minimale, il minimo sindacale si potrebbe dire. Oserei anche aggiungere che in fondo è irrilevante che ci sia un vantaggio per il Veneto. Che significa? È l'unione che fa la forza. È l'unione che fa la forza. Intanto si preparano alle barricate le opposizioni e soprattutto il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Non è una giornata storica, perché è un disegno di legge che deve ancora essere presentato alle regioni, che poi dovrà andare in Parlamento, che dunque dovrà essere portato in commissioni. All'interno delle commissioni verranno chiamati chissà quanti mondi, no? Bisogna trovare un equilibrio, bisogna portare poi di nuovo tutte le decisioni in aula e dopo il voto di aula nel primo passaggio, nella seconda aula del Parlamento e via dicendo. Ecco, io temo che quello che è stato sbandierato ieri come una giornata storica non concluderà nulla di buono, perché nel momento in cui utilizzi un tema così importante per dire che devi portare a casa 23 materie invece di concentrarti nelle 5-6 che davvero servono i veneti, rischi di fare un buco sull'acqua. Per il Partito Democratico l'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL Calderoli sull'autonomia non segna un passo in avanti, anzi per il Dem rischia di affossare quanto fatto dai precedenti governi. Per Giovanni Zorzi questa bozza rappresenta una minaccia che rischia di spaccare il paese, ma non ci convince, continua il segretario per la provincia di Treviso, nemmeno dal punto di vista pratico e procedurale. Il percorso dal punto di vista procedurale, dal punto di vista regolamentare è talmente contorto che è fatto apposta perché questo non abbia nessun esito e quindi è chiaramente per noi irricevibile. Noi chiedevamo e chiederemo che vengano escluse alcune materie, tra cui la scuola, oltre al residuo fiscale. Quindi impostare un percorso che sia un percorso ragionevole, coerente con quello che sono i principi costituzionali. Sembra che sia stato fatto apposta esclusivamente come bandiera da sventolare per le elezioni regionali. Lettura simile per la pentastellata Erika Baldin, che non nasconde le sue perplessità dopo il passaggio di ieri. Io credo che se ne stia parlando ora e questa bozza arrivi oggi, anzi ieri in Consiglio dei Ministri per una questione di campagna elettorale prossima che riguarda anche la Regione Lombardia e penso non assisteremo a null'altro di più. Questa bozza è stata modificata, rivista svariate volte, siamo alla 4ª riscrittura e ancora si annunciano modifiche, quindi da qui in avanti la strada da fare è tantissima e non senza ostacoli. Ci sono stati momenti di tensione al centro Candiani, vediamo le immagini, per la presentazione, durante la presentazione del libro di Mario Adinolfi, che è il fondatore del movimento Popolo per la Famiglia. Adinolfi presentava un libro contro l'aborto, 17 regole per vivere felici senza l'aborto, il titolo
del libro. Ci sono state tafferugli, vedete la spinta di una buona parte di antagonisti, c'erano anche giovani del centro sociale Rivolta e una barriera che è stata formata da polizia in assetto anti-sommossa. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze, poi la polizia è riuscita a disperdere i dimostranti. Torniamo all'autonomia. L'autonomia e la sanità fanno discutere le parole del Ministro della Salute Schillaci, che sembra frenare sulla materia. Il Ministro Schillaci che, come sapete, è il nuovo Ministro del governo di Giorgia Meloni. Credo che il Ministero, ha detto, debba avere comunque un ruolo guida per le regioni. In queste ore è arrivata la replica del governatore Zaia. Ma guardi, a me risulta che la sanità sia già una competenza, diciamo, in maniera più che abbondante gestita dalle regioni. Quindi se il problema è riaccentrare la sanità, io sono dalla parte di quelli che invece pensano che la sanità debba restare alle regioni. Lo abbiamo dimostrato durante il Covid. E questo era il presidente Zaia. Schillaci che è subentrato al ministro Speranza. Vediamo cosa dice il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco sulla riforma dell'autonomia, che ha avuto, questo percorso dell'autonomia ha avuto un nuovo impulso, ma dice Finco adesso serve una maggiore unità da parte di tutti coloro che quel 22 ottobre del 2017, più di 5 anni fa, andarono a votare sì. Vediamo. L'autonomia riprende slancio dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri, ma dal Veneto arriva una sorta di chiamata alle armi in un momento molto delicato del percorso autonomista. Attenzione, perché la strada è ancora molto lunga, c'è tutto il percorso parlamentare, c'è il percorso delle consultazioni con il territorio, con le varie conferenze, con le regioni, quindi sicuramente la battaglia è solamente all'inizio, senza considerare che poi noi ci troveremo contro tutto l'apparato burocratico statale e ministeriale, una forte componente politica soprattutto legata alle regioni del Mezzogiorno. La politica ha fatto la sua parte e la farà ancora, ma il vicepresidente del Consiglio Veneto avverte che questa è una battaglia che non può condurre solamente la politica, ma devono farsi sentire anche le varie associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale, sindacale, sociale e culturale delle nostre regioni, altrimenti una battaglia solamente politica non ha alcun senso. La battaglia, ribadisce Finco, deve partire proprio dal territorio. Questa è una battaglia del territorio e se il territorio chiede autonomia e crede nell'autonomia, deve anche ovviamente in maniera sostanziale ma in maniera corale portare avanti questa battaglia e farsi sentire. Ma come si porta avanti questa battaglia? Bisogna fare un'azione di lobby, come lo sta facendo il Mezzogiorno, no? Leggiamo in questi giorni su tutti i quotidiani nazionali che tutto il Sud si sta schierando contro, però non leggo dall'altra parte il mondo produttivo del Nord che sta facendo invece le barricate per difendere un diritto costituzionale. Quindi ci dobbiamo alleare, fare massa critica e far sentire le ragioni del Nord, perché l'autonomia non è un qualcosa che divide il paese, ma anzi lo va a rafforzare e casomai lo va a sistemare. Comunicazione di servizio, diciamo così, per tutti gli sciatori, per coloro che stanno per partire per le località di montagna. Vedete i titoli del Corriere del Veneto: sci, vento e raffiche fino a 120 km. Sono stati chiusi decine di impianti sulle Dolomiti, qui si citano Cortina, Falcade, Civetta, Asiago e San Martino di Castrozza, quindi insomma bisogna stare attenti, soprattutto in un periodo in cui rimane l'allarme valanghe. Andiamo in pubblicità pochi istanti e poi torniamo qui con Focus TG. Grazie. Di nuovo in diretta con Focus TG, è partita la mastodontica macchina del Carnevale di Venezia. Ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori. A te, Ilaria.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Venezia in campo San Geremia. Come hai anticipato, oggi prende il via il Carnevale di Venezia e come vedete alle mie spalle c'è già uno dei tanti teatrini che sono stati allestiti e dove tra l'altro è appena terminato anche uno spettacolo. Insieme a me vedete il direttore artistico Massimo Checchetto e poi Fabrizio Dora, il direttore di Vela SPA. Allora, innanzitutto Checchetto, partiamo parlando di quello che è il tema di quest'anno e che cosa succederà oggi per dare il via a questo carnevale che finalmente ritorna a 360 gradi. Il tema di quest'anno è prenditi il tuo tempo e vieni al Carnevale di Venezia. Take your time for the original science. Vuol dire, è un invito e una missione a venire a questo carnevale in maschera, esserci in presenza e divertirsi tutti insieme. Prenditi il tuo tempo. Allora, questa sera ci sarà uno spettacolo davvero magnifico sull'acqua. Allora, noi non possiamo dare tutti i dettagli, ma qualche anticipazione sì, e soprattutto adesso glielo chiedo che siamo qui in diretta. Voi avete fatto una super prova ieri sera? Ieri sera super prova, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a guidare una mega barca creatura scenografica attraverso il Canal Grande. Questa sera ci sarà il vero viaggio con tutti gli artisti del Carnevale a bordo, sarà un'esplosione di luci, colori, musica, animeremo tutta la città, venite a vederlo perché è un grande spettacolo. Infatti sappiamo che veneziani, ma non solo, saranno posizionati per assistere a questo spettacolo con tutte le luci e la magnificenza che solo a Venezia si può vedere. Doria, un carnevale che finalmente ritorna, un carnevale con tante iniziative. Purtroppo non ci sarà il volo dell'Angelo per motivi logistici, ma questo non renderà meno interessante questo carnevale. L'abbiamo visto già da oggi, il popolo del Carnevale si è subito presentato a Venezia con lo spirito giusto, quello di vivere la città, di partecipare al Carnevale, lo diceva bene il direttore artistico. Non c'è il dono dell'angelo, ma c'è tantissima arte di strada, tantissimi spettacoli per tutti i gusti e delle scenografiche installazioni come quella di stasera sul Canal Grande a partire dalle 8, che farà tutto il Canal Grande dalla ferrovia fino alla punta della dogana, per poi proseguire tutta la manifestazione nei prossimi giorni fino a martedì grasso. Ricordiamo anche, come abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, che sarà attiva ovviamente, anzi ha già iniziato a lavorare la macchina della sicurezza per gestire tutto quello che è il flusso turistico e non solo del Carnevale, con forze di polizia in supporto anche da altri comuni come Jesolo e Caorle. Questo sarà tra l'altro un vero e proprio carnevale diffuso, quindi anche fuori da quella che è Venezia città, e per la prima volta ci saranno anche i carri mascherati a Mestre. Esatto, quello dei carri mascherati è una tradizione che a Venezia aveva già una sua forza con quelli di Campalto, negli ultimi anni poi era cresciuta la manifestazione di Marghera, quest'anno raggiungiamo Pellestrina e Lido e lunedì 20 febbraio, lunedì grasso, per la prima volta a Mestre. Questo proprio per dare una diffusione allo spettacolo, per dare a tutti i cittadini della città e anche i visitatori dare possibilità di usufruire il Carnevale. Il tema della diffusione fa parte anche di questo percorso di alleggerimento e anche un po' di sostenibilità, intendendo la sostenibilità un buon rapporto tra l'offerta degli spettacoli, la presenza dei visitatori e la vivibilità dei residenti e anche la loro partecipazione al Carnevale. Allora, abbiamo sentito prenditi il tuo tempo, poi la tematica sono, lo ricordiamo, i segni zodiacali, i 4 elementi, fuoco, aria, terra e acqua, e quindi ci si potrà sbizzarrire con le maschere. Certo, ma soprattutto guardare dentro se stessi e trovare il proprio segno, portarlo al Carnevale. Questa è la missione. Ecco, e allora con queste parole, con questa missione, io ringrazio Massimo Checchetto e Fabrizio Doria. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, i tuoi ospiti. Lasciamo l'allegria del Carnevale per tornare ai problemi delle persone, che sono quelli per esempio delle rette delle case di cura, degli ospizi, le RSA, che sono aumentate fino a 150 euro mensili, davvero una notizia gravissima, pesantissima per tante famiglie.
In questi giorni le famiglie e gli anziani che sono ricoverati nelle case di riposo sono alle prese con un aumento delle rette che variano dai 90 ai 150 euro al mese, aumenti che vanno di fatto a pesare sui bilanci delle famiglie e degli anziani. L'allarme è della CISL FNP Belluno Treviso, che dati alla mano fotografa la situazione che stanno vivendo gli anziani e le loro famiglie di fronte ai rincari praticati dalle case di riposo alle prese con il caro bollette e rinnovi contrattuali che hanno portato ad un aumento del costo del personale. Un anziano in casa di riposo a Treviso, mediamente attorno agli 80 anni, percepisce mediamente una pensione di 902 euro al mese lordi. Se non autosufficiente ha diritto all'accompagnatoria che è di 527 al mese, un ricoverato non autosufficiente in casa di riposo la retta costa dai 2.800 ai 3.200 e oltre il mese. Per quanto riguarda le rette, la Regione interviene economicamente a sostegno delle famiglie che però devono fare i conti con il caro vita, pensioni che hanno subito un adeguamento contrattuale del 7% a fronte di un'inflazione arrivata al 10%. Trovarsi con gli aumenti del costo della vita, l'aumento delle accise di questi giorni, le case di riposo che di fatto devono integrare le rette sta creando seri problemi, specialmente alle famiglie che vivono con più di disagio. Dal sindacato la richiesta di un incontro con i vertici delle RSA per trovare un'alternativa all'aumento delle rette. Provare a vedere se è possibile anche riorganizzare le case di riposo, riorganizzare le attività delle case di riposo. Noi abbiamo tante piccole case di riposo, piccolo è bello ma è anche costoso, quindi il lavorare insieme per vedere se è possibile creare consorzio nelle attività e nei servizi è una cosa importante. Situazione resa ancora più difficile dal caro prezzi. Andiamo a Padova dove c'è Valentina Visentini in Piazza delle Erbe. A te la linea, Valentina. Sì, buongiorno da Padova, ci troviamo al mercato di Prato della Valle, il più affollato di sabato mattina perché ovviamente ci sono sia le bancarelle di frutta e verdura ma anche quelle dell'abbigliamento, insomma è un punto di ritrovo per i padovani che fanno la spesa nel fine settimana. Padova che, come abbiamo spesso raccontato, è la città del Veneto con l'inflazione più alta, ha raggiunto quasi 12 punti percentuali nel mese di dicembre. Andiamo a chiedere a chi vende appunto qual è la situazione dei prezzi, quali sono magari gli ortaggi e le verdure che più hanno subito rincari. Per esempio, ecco, stiamo pesando le arance e vediamo un po'. Salve, buongiorno, ci può dire quanto costano le arance? Vengono, adesso noi le vediamo 2 kg e 3 euro, io le vendo, poi dipende che tipo di arance. Il tarocco è un po' più caro, le nave un po' meno caro, insomma, ecco. Ecco, sono aumentati i prezzi in questo periodo? In questo periodo qua sì, sì. Perché c'è il freddo. Ecco, con quest'inverno un po' anomalo, però alcuni prodotti hanno subito dei rincari. Tipo le verdure, sì. Le verdure, quelle roba in foglia, zucchine, radicchio, quelle sì, perché è tutta roba che bisogna fare in sera, insomma, ecco. Grazie. Chiediamo anche alla signora, lei sta comprando, come sceglie, che attenzione adopera nel fare la spesa? Guardiamo il prezzo praticamente, perché se la roba è di più qualità costa un sacco, quindi non ce lo permettiamo con un stipendio normale. Lei ha notato comunque che i prezzi sono aumentati? Tutti, sui supermercati, sulle bancarelle, un po' dappertutto. Grazie, buona giornata. Proviamo a sentire anche qui qualche altro commerciante che sta pesando i prodotti, vediamo se ci va. Salve, buongiorno, possiamo chiederle, visto che sta pesando la frutta e la verdura, un secondo, quali sono i prezzi? Niente, vediamo, cambiamo un attimo, vediamo. Salve, lei fa la spesa, quali sono le verdure che costano di più in questo periodo? Tutto rossiccio, basta che guardi i prezzi, signori. Guarda, una pensione di 5,80 al mese. Fa fatica quindi a comprare? Spese condominiali, acqua, luce, gas. 74 anni, mi dica. Grazie mille. Sentiamo l'ultima voce di un'altra, altre gestori di bancarelle. Proviamo a chiedere, signora, buongiorno, possiamo chiederle, lei ha una bancarella di frutta e verdura, quali sono le verdure che hanno subito più rincari in questo periodo?
Come sta andando con l'inflazione, perché aumentano i prezzi e insomma onestamente qua noi non è che abbiamo avuto grandi aumenti, anzi, nel senso abbiamo mantenuto i prezzi. Diciamo una cosa che un po' scarseggia i carciofi, ma anche no, insomma. La gente compra meno adesso? Pochissimo, niente, tutto numero, tutto proprio, un radicchio, carciofi a numero, tutto a numero, le arance, le clementine, 4 clementine davo adesso una signora, tutto controllato, il massimo controllo, pur avendo qua Creda dei prezzi veramente, insomma siamo molto in concorrenza uno con l'altro, per cui cerchiamo di restare veramente i prezzi più bassi possibili, pur dando la qualità, perché comunque siamo della città, per cui i clienti vengono giornalmente, insomma, o quasi, per cui così, niente, grazie mille. Questa è un po' la situazione, avete sentito gente che compra a numero, non più a peso, e anche diciamo dall'occhio che noi critico della piazza vediamo anche meno gente rispetto agli altri periodi. Dal mercato di Prato della Valle è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentin, e noi passiamo sempre in diretta a Bassano del Grappa in vista della visita lunedì del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che è tra l'altro sotto scorta da qualche giorno per il caso Costipo. A Bassano problemi con una cittadella giudiziaria mai realizzata e problemi anche per quanto riguarda i tribunali della provincia e la lentezza della giustizia. Sentiamo voci raccolte da Sharon Di Carlo questa mattina. Probabilmente potrebbe essere aperto qui a Bassano l'8° Tribunale del Veneto. Lei è d'accordo o no? Sì, perché è molto più comodo, perché arrivare a Vicenza è un problema. Sia parcheggio, traffico, perdi tempo e tutto. Sicuramente sì. Tribunale sì o tribunale no qui a Bassano del Grappa? Di corsa. No, necessita, è ultra che utile, perché altrimenti andare a Vicenza è una cosa completamente fuori di testa, non esiste. Tempi tecnici, burocrazia, già lungo, e quindi è assurdo. Lunedì verrà qui ospite a Bassano il senatore Ostellari, quindi potrebbero esserci novità. Cosa dice lei? Speriamo che si diano da fare, un po' tutti, non ne basta solo uno. Dovrebbero mettersi tutti d'accordo e andare a decidere. Una volta ogni tanto dovrebbero trovare l'unione per Bassano. Ha fatto uno grosso sbaglio. Poi noi siamo come due picche. Bassano ha bisogno di un tribunale, secondo lei? Sì. Come mai? Perché c'è sempre da risolvere quei problemi lì, no? È scomodo andare a Vicenza? Direi di sì. 10 anni fa è stato trasferito a Vicenza, però lunedì sarà ospite qui il senatore Ostellari. Potrebbero cambiare le cose, cosa ne pensa? Speriamo sì. Sì, perché sarebbe ora. Perché è importante avere un tribunale qui? Perché è sempre stato e quindi deve tornare. C'era e adesso avrebbe una circoscrizione maggiore, perché naturalmente sarebbe ampliato con paesi che adesso devono rivolgersi a Padova, a Vicenza, a Treviso, tribunali decisamente con un carico maggiore ma anche eccessivo, quindi nonostante l'accorciamento dei tempi grazie al telematico non abbiamo ottenuto un grande miglioramento. Il Tribunale della Pedemontana sarebbe oro colato per il nostro territorio. Parliamo del Tribunale di Bassano del Grappa, non so se... Parla di uno che non c'è. Dovrebbe esserci secondo lei? Sicuramente sì. Io penso proprio che dovrebbe esserci, perché Bassano non è un paesino. C'è sempre stato, hanno speso un sacco di soldi per rinnovarlo e adesso non c'è più nessuno, per qualsiasi causa, per qualsiasi cosa bisogna andare a Vicenza, quindi mi sembra una cosa fuori di testa, visto che si vogliono limitare le spese e velocizzare le cose. Insomma, tutto raggruppare, non lo capisco. E comunque, insomma, tanto fanno quello che vogliono lo stesso. Tribunale sì o tribunale no? Tribunale sì. È stato trasferito 10 anni fa a Vicenza. Secondo lei dovrebbe tornare un tribunale qua a Bassano del Grappa? Certo. Perché?
anche per i servizi, per tutto, insomma, altrimenti siamo proprio morti qua. Spero di non avere mai a che fare con i tribunali, però penso che sia un buon servizio per la cittadinanza. Lei era il postino del tribunale? Sì, per 14 anni ho fatto il giro qua in via Marinani al tribunale, tutte le mattine entravo e era anche bello, insomma, dai, il modo di rapportarsi anche e dopo con tanti avvocati, perché logicamente qua in via Marinali ce n'erano una marea, dai, era bello. Quindi a Bassano manca un tribunale? Ma assolutamente sì, speriamo che si riprenda come una volta, perché effettivamente manca. Beh, è logico che i bassanesi vogliano avere un tribunale sotto casa. Grazie a Sharon Di Carlo che ha raccolto queste dichiarazioni. Chiudiamo qui TG Focus, grazie al regista Italo Morao, oggi con lui Alberto Pivetta. Ci rivediamo lunedì alle 12 sempre qui su Rete Veneta. Grazie, buon weekend.